Adesso, Barbiere Turna, sì, nome e cognome, Stella Giuseppe, nato a Trivero il 17/6/49, reparto, reparto militare 36 l'Ardia di Pinerolo, battaglione Susa, luogo di residenza, eh, Trivero, Val di Lana, insomma, mica l'è, ok, gruppo Alpini Trivero, sempre. perfetto. Poi, Il allora, cosa ricordi della sera del 6 maggio 76? Cosa stai facendo in quel momento e qual era il tuo lavoro? mio lavoro è sempre, poi già parlé, io ho sempre lavorato in edilizia, il 6 maggio non sapevo di niente, l'ho saputo praticamente il giorno dopo, quello che era successo nel Friuli. Poi dopo, parlando con amici e finché ce n'è, abbiamo deciso di andare su Ecco, a a- rendersi utili. avevi già una famiglia allora. Sì, avevo una famiglia, la moglie incinta a Lignano e Sabbiadoro in ferie e me da su là. E cosa ha pensato la tua famiglia che sei andato su nel Friuli? Ma ero, ma proprio tanto contenti non erano. Erano un po' preoccupati, Preoccupati. vero? Comunque hanno accettato perché avevo portato la moglie a Lignano Sabbiadoro con un figlio e l'altro era in arrivo e io sono andato su a Moggio Udinese. Ecco, nel cantiere di quale paese sei andato a lavorare? Con te Moggio, c'erano tuoi compaesani o amici? Moggio siamo andati, a Moggio Udinese. Siamo giudinese. E con te c'erano anche dei tuoi compagni e amici No, o... ho portato su due dei miei operai, più il mio socio che aveva fatto un altro gruppo con altri cose. Poi avevo assieme un signore anzianissimo che era del 1904, si chiamava Barbero Giovanni Falchetto, detto Vanet, Ah, perché era il più attivo di tutti. oh, Silvanette in Luis. Allora io devo dire che ho passato le più belle ferie della mia vita, anche se ho lavorato come un negro. È vero. Non come un negro perché i negri lavorano poco. Se tu le cancelliere o cancello. No, fa niente. Che ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Che sentimenti provavi mentre lavoravi e quanto incidevano questi sentimenti sull'impegno e la fatica fisica? Ma i sentimenti mi rendevo conto che facevo del bene, perché ho conosciuto delle persone anziane che ne avevano veramente bisogno. E poi queste persone hanno avuto un riconoscimento con noi, io parlo per il mio gruppo. Il momento che siamo venuti via, ci siamo abbracciati come, non so, come, Era emozionante. oltre che essere emozionante, poi ci hanno fatto un casino di regali che non dovevano neanche farli. Lì è stato veramente bello. E ecco, che ricordi hai particolari di quei giorni, una zona tanto devastata? Ma mi ha fatto impressione la chiesa di Moggio, che era proprio tutta giù, proprio a zero era Distrutta. distrutta. Quello lì mi ha fatto veramente impressione. Poi da qualunque parte ti giravi vedevi disastri, non è che vedevi delle belle cose. Certo. Era insomma, non c'era, poi se tu vedi qui, se racconti anche la storia che volevano mandarmi a casa, io lo dico, Ah, nessun problema. no, perché io ero andato lì per lavorare e Certo, qualcuno purtroppo la vedeva in modo la diverso. vedeva in modo diverso e Ecco, allora mi hanno battezzato negriero. E avevo assieme anche un capitano degli Alpini, che era il direttore della Pirelli, adesso non mi ricordo neanche più il nome, un avvocato e due orafi di Valenza, che poi ci siamo frequentati per un po' dopo ecco, l'Atlante. difatti vengo adesso con la... Qual è il tuo rapporto con la popolazione terremotata? Hai mantenuto rapporti con loro anche negli anni E successivi? io per la mia cosa che ho fatto nella vita, nello sport finché ne è, ho conosciuto la figlia di una signora
che era stata terremotata, che noi siamo andati a lavorare a casa sua, che quella ragazza lì correva con mio figlio poi. Ah, Quella cosa lì è una cosa bella che sì. certo. Eh. Quanto questa esperienza ha influenzato la tua vita e soprattutto il modo di affrontarla? Ma è un'esperienza che nella vita può succederti di tutto e devi andare avanti. Poi hai avuto anche nella tua vita Vabbè, quelle cose esperienze. lì non interessa neanche. No, certo, però, Eh, bisogna mettere sempre andare avanti. certo. Tutti. E ritieni che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa? Secondo te? Con certe persone, se poi dopo, sai, i tempi sono cambiati, la gente è cambiata, adesso con tutte queste norme, queste sicurezze, noi se vedi le foto che c'è qui, sicurezze le facevamo noi. E allora certe cose non so se si possono ancora fare, perché abbiamo fatto delle cose che solo un pazzo poteva fare. Oggigiorno non le faresti più, perché come abbiamo fatto noi e la mia squadra, che eravamo, aspetta che faccio il conto, 2, 4, 5, in 7, abbiamo ricostruito 6 tetti in 8-9 giorni, quello che era. Però, Oggigiorno non so, se fai il ponteggio, fai tutto che vuoi, non ce la fai. Noi tiravamo sui travi a mano, certo. non c'era È comprensivo, eh. c'era Luciano che portava la roba col dumper. Io mi ricordo che vedevamo delle immagini, no? Che era tutto puntelato con dei travi, Sì, sì, sì. Ma come ti dico, io ho visto la chiesa di Moggio, era impressionante vederla, perché era enorme sta chiesa, c'era un trave che se avessi potuto prenderlo a spalla e portarlo a casa, sarà stato lungo 30 metri quel trave. Ma è uno spettacolo, cioè spettacolo, non spettacolo, era il un pezzo di peccato, legno che era una... era un peccato vederlo distrutto così. Va bene, Va bene, va bene Giuliano, ti ringrazio figurati. per la tua collaborazione e per averci dato questi momenti di intimità. Mi è Grazie. stata la ferie più bella che ho fatto nella mia vita. Boh. Grazie.